Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 20ª giornata della Serie B-Win al Franco Ossola. Si affrontano il Varese di Rolando Maran e il Verona di Mandorlini. Verona reduce da 8 vittorie consecutive, cerca il 9° sigillo consecutivo per inseguire il Torino. È tutto pronto e è subito il Varese a rendersi pericoloso dopo solo un minuto. Guadagna per 2 volte un calcio d'angolo e nella prima occasione il pallone danza pericolosamente davanti alla porta difesa da Rafael. Allora è il Verona che prova a rispondere con Alfredson, bravo Bressan a mettere in calcio d'angolo. Sono passati solo 7 minuti e il Verona ci prova ancora dal susseguente calcio d'angolo. Il cross, ancora Bressan a liberare l'area piccola su questo pallone insidioso. 2 minuti dopo c'è il tentativo del Varese con Neto Pereira, bravissimo ad entrare in area di rigore. Poi al momento di calciare il sinistro a tu per tu con il portiere del Verona, debole la sua sfera, calciata verso la porta, ancora Varese sulla sinistra, l'insidioso cross. Brava la difesa del Verona con Ceccarelli a mettere in calcio d'angolo. È il turno del Verona a provarci verso la porta di Bressan, bravissimo il portiere del Varese però a mettere in calcio d'angolo. Verona che spinge, ci crede alla possibilità di passare in vantaggio. Ferrari tenta il sinistro incrociato, il pallone che attraversa tutta l'area piccola prima di terminare sul fondo. Arriviamo al minuto numero 28, c'è la grandissima occasione per il Varese per sbloccare il risultato. Azione personale di Capitan Neto Pereira, prova il destro, Raffaele è battuto, pallone sul palo, ancora Varese nei minuti finali del primo tempo che cerca la via del gol. Ma il tentativo di Carrozza viene parato da Rafael. Si va allora al secondo tempo con ancora il punteggio fermo sullo 0-0 e il primo tentativo è ancora del Varese. 1-2 Neto Pereira Martinetti, al momento di calciare viene chiuso però il capitano del Varese. Nulla da fare dunque per il numero 10, ancora Varese in avanti con il tentativo dalla distanza di Puccino, il suo destro deviato termina alto. Si passa allora al 32esimo del secondo tempo con il Verona che prova a manovrare con Alfredson al limite dell'area. La conclusione viene poi parata da Bressan. Era stato Jorginho a provare, ancora Verona con Alfredson che allarga sulla destra per Russo. Azione pericolosa del Verona, il cross a cercare Pickelman, viene ostacolato da Puccino, non riesce l'attaccante del Verona a colpire di testa in maniera pericolosa verso la porta di Bressan. Ci prova allora proprio Alfredson su punizione. La sua parabola termina però alta rispetto alla porta difesa da Bressan. L'ultimo tentativo è del Varese nel finale con il neoentrato De Luca che prova il destro dalla distanza, pallone che termina alto. È l'ultima occasione di Varese e Verona che chiudono la partita sullo 0-0. Verona che sale a quota 38 a 3 punti dalla capolista Torino. Varese a 28 a 2 punti dalla zona playoff. Si torna in campo il 6 gennaio con il Verona che ospita il Modena. Per il Varese trasferta a Genova con la Sampdoria.